Fondaco dei tedeschi a Venezia, lavoratori in appalto e sindacati indicono 3 giorni di sciopero durante le giornate clou del Carnevale e chiedono l'intervento del governatore Zaia. Ancora senza esito le ricerche della 61enne di Santa Maria di Sala scomparsa da giovedì intorno all'area delle Bandie a Lobadina di Spresiano. È mistero per l'auto ritrovata per l'auto che non si trova in fondo al lago. Inchiesta Palude, la replica di oggi del sindaco Brugnaro alle dichiarazioni rese ai magistrati da Zuin e La Colle in giunta, un necessario decisionismo, dice. Ecco il frame del video ripreso dalle telecamere in cui si vedono 2 uomini cedere il piccolo burro, il barboncino sparito da Venezia 2 giorni fa, per cui si sono mobilitate centinaia di persone. Fermate 7 borseggiatrici alla stazione di Venezia dalla Polfer, una è stata arrestata, a 3 notificato il foglio di via obbligatorio nel corso di questa settimana. A Jesolo in crescita il reato di omissione di soccorso e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono alcuni dei dati emersi dal report della polizia locale durante la festa del santo patrono. Condanna a morte di Pashshana Azizi in Iran, l'appello da Venezia al pari di quello della comunità internazionale, fermate l'esecuzione, l'attivista nello stesso carcere dove era rinchiusa Cecilia Sala. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e allora partiamo dalla mobilitazione di sindacati e lavoratori per la chiusura del Fondaco dei tedeschi a Venezia, Carnevale con 3 giorni di sciopero dei lavoratori in subappalto delle pulizie. La decisione d'accordo con i sindacati durante il presidio nella giornata di oggi. 3 giornate di sciopero, così che faremo vedere che senza i lavoratori degli appalti il centro chiude. Le giornate di sciopero durante il periodo di Carnevale non è escluso nei 3 momenti clou, con il martedì e giovedì grasso, cioè nel previsto periodo di massimo afflusso di gente. Nuovo presidio dei lavoratori del Fondaco dei tedeschi a Venezia che al grido di lavoro chiedono sicurezza occupazionale. Lo stato di agitazione è deciso con i sindacati insieme ai rappresentanti dei 113 lavoratori degli appalti, facenti parte dei complessivi 339 occupati. Tutti dal prossimo aprile resteranno a casa per la chiusura del centro commerciale del lusso, che negli ultimi 5 anni ha accumulato debiti per 100 milioni di euro. Questo è il motivo per il quale tutti i lavoratori verranno licenziati, con la differenza che soltanto i 226 lavoratori diretti riceveranno l'indennità di buonuscita. Gli altri resteranno a casa senza alcun tipo di paracadute salariale. L'appello al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro affinché intervengano a tutela di tutte le famiglie coinvolte nel licenziamento di massa. Che ci sia un tavolo alla presenza però anche dei gestori del gruppo DFS e MVH, perché anche loro si debbano prendere la responsabilità non solo di 226 lavoratori diretti, ma anche di chi comunque garantiva e garantisce i servizi commerciali, che sono i lavoratori diciamo invisibili, che però sono fondamentali per la gestione delle attività giornaliere. Un'ulteriore convocazione serve a far sì che tutti questi lavoratori, nel bene o nel male, in termini occupazionali o in termini salariali, vengano messi sullo stesso piano. Oggi non è così. E allora ascoltiamole le storie dei lavoratori dimenticati del Fondaco dei tedeschi a Venezia, tra sacrifici, rinunce e impegno per uno stipendio di 800 euro al mese. Siamo stati abbandonati a noi stessi, non ci hanno detto niente, abbiamo chiesto alla ditta un incontro, ma ad oggi non abbiamo ricevuto niente, non si è fatto vedere nessuno. E adesso quando finisce tutto, il 30 di aprile, cosa farai? Cosa farò? Non si sa. Mi metto a piangere. E cosa faccio? 2 anni mi manca per andare in pensione. E qua sono 3 appalti sono entrati in questo Fondaco. Loro vengono e se ne vanno, ma noi restiamo sempre e lavoriamo. I lavoratori e le lavoratrici sciopereranno per chiedere quelle tutele salariali fino ad ora disattese in barba alle previste leggi di garanzia. Dalla nostra azienda, ma anche da parte della DFS, che è 8 anni da cantiere che siamo qui. Abbiamo fatto sacrifici, abbiamo lavorato duro notte
giorni come facchinaggi, piove, acqua alta, quando entra qua, noi siamo sempre qua, vogliamo anche considerazione, anche noi. Tu prendi di stipendio? Noi abbiamo 800-900 euro, se fai anche le domeniche un po' di extra arrivi sul 1000 euro. Facciamo le pulizie, di bagni, di tutti i reparti. Non è diverso come stipendio, sempre quello è. Ci spostiamo adesso nella Marca trevigiana invece, perché rimangono senza esito le ricerche della 61enne veneziana e della sua auto nelle acque del lago Le Bandie di Lobadina di Spresiano. Operazioni complesse, ha confermato il sindaco Marco Della Pietra, sul posto oggi anche i familiari della donna. La visibilità massima, che arriva fino a 30 cm, e la conformità del fondale non stanno certo aiutando l'imponente macchina delle ricerche messa in piedi da vigili del fuoco e carabinieri per il secondo giorno impegnati nel trovare una donna veneziana 61enne che si sarebbe immersa giovedì in tarda serata con la sua Fiat 500 nelle fredde acque del lago Le Bandie a Lobadina di Spresiano, un'ex cava diventata specchio lacustre, un probabile gesto estremo ma contornato ancora di tante domande. Il condizionale dopo 48 ore resta infatti d'obbligo, perché né della signora né dell'auto sono state ritrovate tracce. Le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto e così, dopo i sommozzatori arrivati da Venezia e Vicenza, sono entrate in funzione delle telecamere di ultima generazione e non si esclude possa essere usato un robot come quello adoperato nell'agosto 2023 al Lago Morto di Vittorio Veneto, quando ci vollero giorni per recuperare il corpo di un ragazzo drammaticamente annegato mentre prendeva il sole su Materassino. Alle Bandie si procede palmo a palmo con tutta la meticolosità del caso. Speriamo che con queste nuove tecnologie messe in campo si possa risolvere, quantomeno parte di questo mistero. In riva al lago ad assistere all'operazione i familiari della donna residente a Santa Maria di Sala e che pare stesse vivendo un momento di fragilità. Proprio alla sorella giovedì sera la 61enne avrebbe comunicato l'intenzione di farla finita. L'allarme quando a ridosso della scarpata dell'invaso vengono trovati dei documenti e delle coperte, un paletto abbattuto e tracce di pneumatici sul fogliame. Il nome indicato sulle carte rinvenute rimandano la 61enne, che risulta fin da subito irreperibile. Lo stesso sistema di videosorveglianza, si scopre poi, ha ripreso l'auto girare per ore nell'area, ma non il momento del possibile inabissamento. Anche per questo resta una piccolissima speranza. Confido che non si trovi nessuno dentro l'auto e fino a quel momento lì non possiamo dire nulla. Intanto andiamo avanti con le ricerche appunto e speriamo di sapere qualcosa il prima possibile. Di nuovo a Venezia per la politica. In giunta comunale non c'è stata alcuna gestione padronale, come sostengono le opposizioni, ma un necessario decisionismo per il bene della città. Confermando la stima per Michele Zuin, il sindaco Brugnaro commenta le dichiarazioni rese ai magistrati dall'attuale assessore al bilancio e dall'ex sindaca Luciana Colle. Quando io sono stato sindaco ho trovato una città disastrata, qui non c'è assolutamente nessun segreto nel dire che quando sono arrivato ero terrorizzato, andavo in bagno più volte al giorno perché avevo paura di non far quadrare i conti. Ho trovato un disastro, l'ho già detto, economico e finanziario. Per fare le cose non c'è dubbio che è necessario il decisionismo. È stato un decisionismo necessario, quello esercitato alla guida della giunta comunale da Luigi Brugnaro. A Marghera, il sindaco di Venezia è alla sua prima uscita pubblica dopo la diffusione delle dichiarazioni ai magistrati dell'inchiesta Palude di Luciana Colle e Michele Zuin, anche su come funzionasse la giunta comunale. Per l'ex vice sindaco Luciana Colle, in giunta non c'è mai stata una vera decisione perché tutto era già stato deciso nel corso di altre riunioni. Quando è presente il sindaco, ha detto l'assessore Michele Zuin, parla solo lui. Io e gli altri interveniamo solo se interrogati. Lasciamo perdere chi parla, chi non può parlare, insomma queste sono cose raccontate un po' così, insomma, ma va bene. L'importante è che siano i cittadini a vedere se la città ha svoltato o no.
è che una lettura politica che si può dare di queste affermazioni, quasi di un prendere le distanze da come è stata gestita la città? Ma ritengo proprio che non ci sia nessuna presa di distanza, anzi. Io con le persone ho collaborato sempre bene, poi qualche parola in più di me, insomma ognuno poi risponde di quello che dice. Io non commento, non ho mai commentato, perché capisco anche l'animo delle persone, voglio mettermi anche nei loro panni, insomma. Non c'è, penso, nessuna distanza, ho avuto tantissima solidarietà da parte dei cittadini e anche dalle forze politiche. Chiedendo elezioni anticipate in primavera, le opposizioni a Caffarsetti sostengono che a prescindere da come finirà l'inchiesta giudiziaria, le deposizioni confermano una gestione padronale di un'amministrazione costruita su paura e servilismo. Luigi Brugnaro invece rivendica i risultati raggiunti alla guida del comune attraverso un lavoro di squadra in cui chiunque avesse un'idea è stato ascoltato. Continuo ad avere una grandissima stima di Michele Zuin, persona capacissima, assolutamente sempre in linea e sempre collaborativo, abbiamo sempre lavorato insieme. La stessa cosa posso dire per gli altri assessori, nessuno esclude, tutti stanno lavorando. Tutto sommato certe dichiarazioni o la lettura di certi, appunto, dicevo, i verbali di un processo buttati in piazza, voi dovete sempre mettervi in conto di come uno risponde alle domande e anche il momento psicologico in cui risponde, immagino. Secondo me denigra più il lavoro di tutti. Non posso, mi piacerebbe dire che è tutto merito mio, ma non è vero, il lavoro è di tutti. Voltiamo pagina e torniamo alla vicenda del cagnolino Burro, il barboncino sparito da Venezia 2 giorni fa e per cui si sono mobilitate centinaia di persone. Vi mostriamo ora il frame del video ripreso dalle telecamere in cui si vedono 2 uomini scambiarsi il cagnolino. Vediamo. Ecco il momento dello scambio nel park dell'Interspar in via Rampa Cavalcavia a Mestre, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un B&B, in cui il piccolo Burro, un barboncino toy color caramello con un cappottino blu, rosso e bianco, viene ceduto in cambio di qualcosa, con tutta probabilità denaro. Il video ora è in possesso dei carabinieri, che stanno indagando per trovare chi ha sottratto il barboncino alla sua famiglia da Campo San Polo a Venezia giovedì verso le 18:45, quando è uscito per la passeggiata. Inizialmente avevano pensato a una fuga momentanea con il guinzaglio che si è sfilato, quindi la denuncia ai carabinieri per smarrimento, poi la richiesta di aiuto su gruppi Facebook con tanto di annuncio. Il mondo del web si è mobilitato e così anche il servizio di salvataggio animali e AGS, il cui esperto in breve però ha capito che Burro non si era smarrito. Ci siamo resi conto subito che non si trattava di un normale smarrimento, ma di un furto. E in brevissime ore siamo riusciti a creare tutta la dinamica che dal Venezia Centro Storico ci ha portato poi in un secondo momento a Mestre, dove sarebbe avvenuto lo scambio. Scatta la denuncia per furto e si scopre che Burro era stato visto con 2 presunte borseggiatrici a Venezia, trascinato verso il tronchetto e prelevato da 2 uomini. e si evince il fatto che la macchina mette il cane al suo interno e poi se ne va. Se ne va non molto distante da Mestre e anzi siamo molto vicino a Mirano, un posto cupo, buio, con comunque altri animali all'interno e una struttura che non si addice a una situazione così. C'è la targa, spiega la proprietaria, che non vuole dire altro, ma Simioni aggiunge: si poteva fare sicuramente un qualcosa di più, non da parte nostra ovviamente, ma da parte delle forze dell'ordine, perché io sinceramente sarei entrato nell'abitazione, cosa che ovviamente non mi è permessa non essendo un pubblico ufficiale. Più passa il tempo, più le speranze di ritrovare Burro si affievoliscono, perché spesso dietro a questi furti si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali. Questi cani e gatti che vengono rubati vengono usati poi in un secondo momento come stalloni per poi rivendere i cuccioli ed avere accesso ad ingenti somme di denaro. Mi auguro poi che queste persone si mettano una mano nella coscienza e soprattutto anche con una risonanza mediatica così grande e che perlomeno rilascino il cane in qualche luogo nelle nostre vicinanze. E intanto la Polizia Ferroviaria di Venezia ha intensificato l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei borseggi. Una donna è stata arrestata. Con l'impiego di agenti in uniforme e abiti civili attraverso il monitoraggio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia Ferroviaria ha intensificato i servizi di prevenzione e repressione a contrasto del fenomeno dei borseggi nelle stazioni di Mestre e Venezia.
Dopo aver notificato l'ordine di allontanamento nei confronti di 7 presunte borseggiatrici che si aggiravano proprio nei pressi della stazione di Santa Lucia, hanno proceduto all'accompagnamento al CPR di Roma di una di loro, alla notifica del foglio di via obbligatorio nei confronti di 3, alla denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio per 4 e all'arresto di una donna con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio commessi a Milano. Una volta rintracciata a Venezia, infatti, è stata identificata e si è scoperto che su di lei pendeva appunto un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall'autorità giudiziaria milanese, a seguito del mancato rispetto della misura cautelare di divieto di dimora nell'ambito di un procedimento penale per furto. È stata portata nel carcere femminile della Giudecca. E ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un uomo che è arrivato in una struttura sanitaria di Venezia città, oltre l'orario di chiusura, aveva minacciato il personale presente e colpito ripetutamente una finestra e la porta principale di accesso, danneggiandola al punto da renderne impossibile l'apertura. L'uomo avrebbe tentato anche la fuga, ma è stato raggiunto e arrestato. In crescita il reato di omissione di soccorso e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono alcuni dei dati emersi dal report della Polizia Locale di Jesolo durante la festa del Santo Patrono. Se gli incidenti stradali sono in calo, aumentano i reati di omissione di soccorso, in tanti al volante col cellulare e sul ciclomotore senza casco. 163 le patenti ritirate per alcol, emessi 83 DASPO. Sono i dati forniti dalla Polizia Locale di Jesolo durante la festa del patrono San Sebastiano, che ha visto come focus principale la sicurezza stradale, la lotta allo spaccio e all'abuso di alcol, il contrasto al commercio abusivo. Sottolineo come ci sia purtroppo un aumento delle tendenze di usi scorretti delle vetture, pensiamo al mancato uso delle cinture, all'uso del cellulare, alla circolazione senza assicurazione e senza revisione, tutti dati che abbisognano di un implemento dell'attività di prevenzione e di controllo, e questo sarà sicuramente uno dei nuclei principali dell'attività della Polizia Locale nel 2025. Tra i dati rilevanti in merito agli incidenti stradali, la denuncia di 23 persone per fuga o omissione di soccorso, 11 nel 2023, 4 nel 2022, 10 nel 2021, dopo essere state individuate al termine di un paziente e accurato lavoro di indagine. Il sindaco poi aggiunge: purtroppo le novità ministeriali e legislative in termini di autovelox hanno reso molto difficile fare i controlli sulla velocità, quindi auspichiamo che questo sia l'anno per ritornare effettivamente a poter utilizzare questi strumenti senza la necessità di far cassa, ma con l'unico fine di aumentare la sicurezza delle nostre strade. Nell'ambito del contrasto allo spaccio, nel 2024 sono stati sequestrati oltre 500 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. La condanna a morte di Baghshan Azizi in Iran, l'appello da Venezia, fermate l'esecuzione, l'attivista nello stesso carcere dove era rinchiusa Cecilia Sala. Fermate la condanna a morte di Baghshan Azizi e la voce di Venezia, che risponde così alla chiamata internazionale contro la condanna a morte degli ayatollah decisa per l'attivista curda per il suo impegno a favore dei diritti delle donne iraniane e che si trova reclusa a Evin, nello stesso inferno cioè da cui è riuscita ad uscire, a tornare a casa la nostra Cecilia Sala. Per chiedere, diciamo con l'appoggio della comunità internazionale, la libertà per una donna curda di 41 anni. È stato condannato dal regime iraniano alla morte, è stata riconfermata questa condanna nonostante oramai tutto il mondo democratico che chiede la sua liberazione. L'operatrice umanitaria picchiata, torturata e privata dell'assistenza legale si trova in cella in completo isolamento e in condizioni a dir poco disumane. E che quindi chiediamo anche al governo italiano un impegno specifico per poter, evitare questa condanna a morte. Per questo anche Venezia, come il resto del mondo, si ribella chiedendone la libertà nel nome della difesa dei diritti umani delle donne che, come Baghshan Azizi, sono detenute per un numero imprecisato nelle carceri del regime degli ayatollah e usate letteralmente come merce di scambio con i terroristi islamici.
sono tanti, a partire anche delle persone molto conosciute come Narges Mohammadi, che è premio Nobel per la pace 2 anni fa, che è ancora in carcere. Ci sono una decina delle persone con doppia cittadinanza che il regime li ha, diciamo, in un certo senso li ha sequestrati. Gli albergatori iesolani preoccupati per i lavori sul ponte austriaco ai confini con l'Italia, le istituzioni intervengano, dice, temono ripercussioni sul turismo. A margine della presentazione della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, il presidente degli albergatori iesolani ha espresso forte preoccupazione per i lavori iniziati il 1° gennaio sul ponte Lueg, il viadotto autostradale più lungo dell'Austria che inizia a circa 6 km dopo il confine con l'Italia al passo del Brennero. La conseguenza è la riduzione a una sola corsia di transito per i mezzi, che potrebbe influire non poco, evidenzia Contarini, sull'arrivo dei turisti nel territorio. Ecco perché si appella alle istituzioni. Questo determinerà e già sta determinando delle file chilometriche e un allungamento in quello che è il trasferimento dei nostri clienti di parecchie ore. Non vedremo più arrivare i nostri clienti al mattino, ma sicuramente in tarda serata e molto arrabbiati. Questo è un tema che sicuramente porremo al nostro governatore. Il giorno dell'inaugurazione avremo il piacere di confrontarci con lui e sicuramente chiederemo delle soluzioni che capiamo essere particolarmente difficili da attuare, ma che ci devono essere. Questo anche alla luce del fatto che il 2024 ha dovuto fare i conti con un avvio complesso della stagione estiva, che per il 2025 deve essere preparata invece ad affrontare nuove sfide. La competizione internazionale alla quale siamo soggetti oggi ci impone di essere molto lungimiranti, molto preparati imprenditorialmente parlando, e questo è uno scoglio che forse più come categorie che come sistema dobbiamo fare, perché abbiamo bisogno di imprenditori estremamente preparati per poter rispondere alle sfide. È tutto per questa sera, con questo servizio noi ci fermiamo qui, vi ricordo adesso le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.